In un piccolo villaggio tra le colline di Pozzaglia Sabina nacque Livia. Era una bambina semplice, con occhi pieni di luce e un cuore grande, abituata a vivere con poco, in una famiglia di contadini. Livia amava la vita nei campi, sentiva la bellezza della terra e ringraziava ogni giorno per il dono della natura. Eppure sentiva una voce, una chiamata speciale che la spingeva oltre i confini della sua casa e della sua famiglia. Così, un giorno, decise di seguire quella voce misteriosa e intraprendere un nuovo cammino, guidata dall'amore per il prossimo. Livia lasciò Pozzaglia e raggiunse Roma. Qui, con il cuore colmo di speranza, entrò tra le sorelle della carità, prendendo il nome di Agostina. Il suo destino la portò in un luogo dove la sofferenza era un compagno di ogni giorno, l'ospedale di Santo Spirito. Lì, tra le pareti fredde e le stanze silenziose, Agostina si dedicò ai malati, donando loro non solo cure, ma anche un po' di speranza e calore umano. Ogni sorriso che offriva sembrava un raggio di sole in un giorno di tempesta. Ma il compito di Agostina non era facile. In quegli anni la gente guardava con sospetto e rabbia chi, come lei, portava il velo e dedicava la vita a Dio. Anche i pazienti spesso la trattavano con durezza, lasciandole nel cuore un dolore profondo, come una ferita invisibile. Ma Agostina, con pazienza e forza, continuava a prendersi cura di ognuno, senza mai lamentarsi, come se ogni sofferenza fosse un modo per avvicinarsi ancora di più al suo Signore. Un giorno, però, il destino si presentò sotto forma di un uomo, un paziente che, più di tutti, nutriva un odio ingiustificato nei suoi confronti. L'uomo, convinto che Agostina fosse responsabile di un'ingiustizia subita, decise di vendicarsi. Fu una giornata come le altre, il sole sorgeva piano dietro i vetri dell'ospedale e Agostina camminava tranquilla lungo i corridoi. Ma quell'uomo era nascosto nell'ombra, pronto a colpire. E quando Agostina passò davanti a lui come un fulmine, lui le si scagliò addosso, colpendola senza pietà. Il dolore fu immenso, ma Agostina riuscì a gridare aiuto, sperando in un miracolo. I suoi occhi, però, non mostravano paura. Dentro di sé, Agostina sapeva che quello era il momento in cui avrebbe incontrato il suo Dio. E mentre la vita scivolava via, con un ultimo respiro, rassicurò la sua superiora. Non doveva preoccuparsi per lei, perché stava morendo felice. Era in pace, aveva donato tutto quello che poteva. Quando la notizia della sua morte si diffuse, il popolo di Roma sentì un dolore profondo, come se avesse perso una sorella. La gente ricordava la sua bontà, il suo sorriso, il modo in cui camminava nei corridoi dell'ospedale come un angelo tra i malati. Non era solo la morte violenta a commuovere, ma il modo in cui aveva vissuto, sempre con carità, sincerità e un fervore che brillava in ogni gesto. Così il ricordo di Agostina rimase nel cuore di chi l'aveva conosciuta, come una fiamma che non si spegne. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.